Nell'arco dei prossimi 12 mesi si prevede un bisogno occupazionale di circa 250 unità, che per un settore nel solo centro storico di Venezia sono numeri importanti. Dall'altra parte però quello che emerge dalla ricerca è che il settore corre un grosso rischio, e il grosso rischio è quello di non trovare una parte consistente di quelle risorse di cui invece ha bisogno per continuare ad esistere e a crescere. La buona notizia è che l'artigianato artistico veneziano gode di buona salute. Quella meno bella è che si fatica a trovare giovani interessati a questo mestiere. Un progetto della CNA Metropolitana di Venezia, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, ha condotto un'indagine per mettere a fuoco la situazione. Ma è un comparto che gradualmente sta andando a perdere tutta una serie di mestranze, di mestieri tradizionali unici nel loro genere. Quindi è un comparto che esprime ancora un bisogno, una forte domanda di manodopera specializzata, ma che non sempre riesce a trovare questa manodopera all'interno del sistema scolastico, in particolare il sistema scolastico regionale. Risulta indispensabile costruire dei progetti di sistema per strutturare invece un dialogo continuativo e organizzato tra questi due mondi e quindi favorire i processi di transizione scuola-lavoro. Dall'altra parte c'è un problema di tipo culturale, per cui ancora oggi noi continuiamo a raccontare il mondo dell'artigianato secondo vecchi stereotipi che non lo rappresentano più completamente e che lo rendono però poco interessante per i giovani e per il futuro occupazionale dei giovani. Eppure l'artigianato artistico tradizionale continua a rappresentare uno dei pochissimi settori di varietà di un mercato del lavoro che a Venezia oramai tende ad essere quasi completamente appiattito sul turismo. Il nostro artigianato è un artigianato delicato, di altissimo valore, ma che necessita di un continuo intervento e un continuo studio per aggiornare i dati, per capire il fenomeno che è molto complesso, come sta andando, quali sono le tendenze e i trend.